Bene, buonasera a tutti. Devo dire anch'io sono sempre molto contento di vedere che questo ciclo di eventi che abbiamo organizzato eh, apparentemente suscita l'interesse e muove così tante persone. Siamo molto contenti che siate qui, molto contenti di essere riusciti in qualche modo a fidelizzarvi e speriamo di continuare a farlo ancora nelle prossime occasioni. Molte grazie ai civici musei, alla direttrice del Museo Archeologico, dottoressa Visentini, che come sapete è anche una delle curatrici della mostra e che è la nostra padrona di casa che ci accoglie in questa bellissima sede. Bene, ciò detto, oggi con questa chiacchierata di fine giornata, quindi cercherò insomma, di essere leggero e spero non noioso e piacevole, vi portiamo indietro nel tempo rispetto a quanto è stato fatto nelle presentazioni precedenti. Ci muoviamo dal primo millennio avanti Cristo, veramente nella preistoria, diciamo tutto sommato più profonda, e vi portiamo soprattutto in un'area geografica, una regione diversa rispetto a quella che abbiamo analizzato fino a questo momento. Noi abbiamo parlato fino ad oggi del cuore, del centro dell'impero assiro, quindi le grandi pianure alluvionali del Tigri e d'Eufrate. Ecco, qui invece non siamo nelle grandi valli fluviali della Mesopotamia, bensì nelle regioni peridesertiche, ai margini dei deserti e in parte anche desertiche del vicino Oriente antico, in questo caso il deserto di Palmira, il deserto della Palmirena, nel cuore della Siria, diciamo più centro-orientale, in un ambiente, come vedrete, decisamente inospitale oggi, no? Tant'è che è chiamato deserto, deserto di Palmira, lontano dai grandi hub metropolitani, dalle grandi città delle valli fluviali. Quindi un ambiente che gli archeologi hanno cominciato a frequentare soltanto negli ultimi decenni, a tratti come erano fino a questo momento essenzialmente dallo scavo dei grandi centri urbani, delle grandi capitali, dei grandi imperi, dove si trovavano palazzi reali, dove si trovavano templi, dove si trovavano archivi di testi cuneiformi, opere d'arte, e per carità di Dio sono naturalmente scavi di fondamentale importanza che gettano luce su aspetti cruciali della formazione della civiltà mesopotamica, ma che trascurano questi ambienti che solo geograficamente sono marginali, ma che, come vedrete, invece erano, come dire, interconnessi in una vera e propria simbiosi sociale e soprattutto economica con il mondo delle civiltà fluviali delle valli del Tigri e dell'Eufrate. Bene, questa è una veduta della grande oasi di Palmira, no? Che tutti voi conoscono, magari qualcuno di voi ha avuto la fortuna, l'opportunità di visitare in passato, prima dello scoppio della guerra nel 2011. Chi c'è stato la ricorderà come uno dei posti sicuramente più meravigliosi che si possono visitare nel deserto, questa grande oasi fatta appunto di palme da dattero, tant'è che il nome moderno della città è Tadmor, che echeggia il nome appunto in arabo, ma anche in accadico, anche in assiro, della palma da dattero e del frutto della palma da dattero. Quello che vedete qui al centro è la grande via colonnata con l'arco di trionfo di questa città di epoca romana, ma abitata da abitanti, da una comunità urbana locale che parlava un dialetto dell'aramaico che si chiama palmireno e che per un certo periodo con la regina Zenobia diventò una spina nel fianco anche dell'impero romano, una grande città carovaniera nel cuore del deserto della Siria, lungo quella che poi più tardi in epoca medievale sarà nota come la via della seta, uno dei tanti bracci, uno dei tanti rami della via della seta, e non a caso nelle sepolture, nelle monumentali sepolture a torre della Palmira di epoca romana, dei primi secoli, degli ultimi primi secoli dopo Cristo, sono state rinvenute anche sete appunto di origine cinese, questo per farvi capire come questa città fosse coinvolta nei commerci, nelle rotte commerciali sovraregionali su lunga distanza
che collegavano, no, il sud-est asiatico con la Siria, con Alessandria, l'Egitto, il bacino del Mediterraneo e Roma, appunto, l'impero romano, e qui una veduta dell'Arco di Trionfo con sullo sfondo il castello invece medievale di epoca islamica. Bene, vi sembrerà strano, spero che fra di voi non ci sia un archeologo classico, uno dei miei sport preferiti è quello di parlare male degli archeologi classici, quindi se c'è un archeologo classico sia così cortese da dirmelo prima che così mi argino. Vi sembrerà strano, ma naturalmente Palmira ha attirato gli interessi degli archeologi, evidentemente, no? Le rovine monumentali sono visibili da sempre in larga misura, molto è sepolto ancora, molto è stato scavato, ma questa via colonnata è stata certo raddrizzata, no? Ha fatto opere di anastilosi, di restauri, ma insomma è sempre stata visibile. Bene, questo sito straordinario, questa città carovaniera, ha attirato l'interesse degli archeologi classici da decenni e decenni, e scavi archeologici, ma, e questo appunto vi sembrerà strano, nessuno di questi archeologi ha mai mostrato il benché minimo interesse a studiare il territorio circostante questa oasi nel deserto palmireno, dove c'è questa enorme città carovaniera, e nessuno si è chiesto che rapporto avesse con il territorio circostante e con le comunità umane che vivevano nel territorio circostante. Bene, questo è un lavoro che noi abbiamo appunto intrapreso con una missione congiunta con la direzione dell'antichità di Siria, con il collega Michel Mactisi, e con l'Università Statale di Milano, con il mio amico e collega professor Mauro Cremaschi. Abbiamo creato questo team congiunto di archeologi, di geoarcheologi come il professor Cremaschi, per studiare l'insediamento nel territorio del deserto attorno a Palmira, capire come questa oasi vivesse anche, certo c'era l'oasi, quindi era autosufficiente, si praticava l'agricoltura, c'era l'acqua, ma capire che rapporto avesse col territorio circostante e con il popolamento, con le comunità che vivevano nel territorio circostante. E ne è uscito un quadro che vorrei appunto presentarvi oggi, ma prima due parole sull'ubicazione di Palmira. Il territorio di Palmira è iscritto in questo cerchietto rosso che qui vedete, che come vedete sorge nel cuore del deserto siriano, ai confini non lontano con questo grande polmone desertico che è il deserto del Nafud, a cavallo fra Arabia Saudita. Qui vedete la parte più gialla sono le dune di sabbia, queste grandi dune, Barcana si chiamano, perché hanno appunto una forma così di falce lunare, così arcuata, che caratterizzano tutta l'area del deserto del Nafud, che arriva sostanzialmente fino alla queste catene montuose, fra le quali sorge appunto l'oasi di Palmira. Qual è l'aspetto dell'ambiente oggi e soprattutto da cosa è caratterizzato? Bene, Palmira sorge in quello che è sostanzialmente un deserto, e un deserto si chiama deserto perché di fatto nel deserto non piove. E infatti, come vedete, le precipitazioni piovose medie in annate normali a Palmira sono di 125 mm di pioggia all'anno. Bene, non vi sembri così una precisione maniacale da ragioniere dell'archeologia, ma questa cifra è importante perché dovete sapere che gli agronomi fissano sui 200 mm di precipitazioni piovose medie all'anno il confine fra la possibilità di coltivare la terra, come si fa sostanzialmente qui da noi, basandosi essenzialmente sulle precipitazioni piovose, poi certo si irriga naturalmente per migliorare i raccolti, per aumentarne la produttività, ma un campo di grano lasciamo perdere le ultime annate. Naturalmente 20 anni fa qui maturava sulla base delle precipitazioni piovose, si chiama agricoltura seccaria. Per praticarla servono almeno 200 mm di pioggia all'anno. Al di sotto di questa linea dei 200 mm, che si chiama isoieta dei 200 mm, per coltivare è assolutamente necessario irrigare artificialmente. O si ha la possibilità di irrigare, quindi c'è l'acqua e si padroneggia anche la tecnologia dell'irrigazione, che non è cosa banale, altrimenti non è possibile coltivare. Nelle annate di siccità invece, che sono molto frequenti, allora come oggi,
Le precipitazioni piovose a Palmira sono in media di 70 mm all'anno. 70 mm vuol dire 7 cm in un anno, cioè sostanzialmente non piove. No, per darvi un'idea di che cosa, della differenza, è vero, io lo dico da non udinese che Udine è una delle città più piovose d'Italia, o quantomeno lo era, però in media a Udine piove 1,5 metri di pioggia all'anno. L'anno scorso, che è stata l'annata di siccità più drammatica degli ultimi 10-20 anni, sono piovuti 1 metro di pioggia, 1,4 centimetri, quindi vedete, no, la differenza è abissale, e questa scarsità delle precipitazioni piovose rende conto dell'ambiente naturale che vedete in questa foto da satellite. Bene, uno degli obiettivi della nostra ricerca era anche quello di capire quale fosse l'ambiente naturale in epoca antica e quale fosse quindi il clima, e come il clima e l'ambiente siano cambiati nel corso del tempo come conseguenza di quelle micro oscillazioni naturali. Non c'è soltanto l'uomo che come adesso impatta fortemente sull'ambiente determinando innalzamento delle temperature, flessione delle precipitazioni piovose, ma ci sono anche oscillazioni, no, delle microfluttuazioni naturali del clima che determinano anche cambiamenti delle specie di vegetazione e quindi, no, dei biotopi che ad essi sono collegati, cambia anche la fauna, no, per esempio. Bene, le nostre ricerche hanno potuto dimostrare attraverso lo studio degli speleotemi, cioè delle stalattiti, adesso non sto a entrare nei dettagli, trovate appunto in una grotta sulle montagne appunto attorno a Palmira, che quelle che adesso, la vedete questa macchia di questo bell'azzurro che si chiama Sabhat al-Mua in arabo, e che è una depressione salata. Sabhat vuol dire depressione salata, e anche questa più piccola che si trova qui erano originariamente nel Pleistocene e nell'Olocene, quindi migliaia di anni fa, erano in realtà dei laghi, dei grandi estesi laghi di acqua dolce, con una nicchie ecologiche, un biotopo molto ricco di biodiversità animale, biodiversità di fauna, e il territorio circostante questi laghi era insomma sostanzialmente assimilabile a quella che oggi è una savana di tipo africano, quindi con erba, graminacee e appunto anche una copertura di alberi, no, abbastanza aperti, abbastanza radi, insomma un ambiente di savana. E questo dura per tutto il periodo che in geologia viene chiamato il Pleistocene e l'inizio dell'Olocene, quindi a partire diciamo dall'ultima glaciazione di Würm, quando i ghiacciai cominciano a sciogliersi, 13.000 a.C., fino sostanzialmente al 7000 a.C. ci sono questi grandi laghi e un ambiente appunto di savana con una ricchissima biodiversità animale e anche vegetale. Che cosa succede poi? Succede che attorno al 7000-6000 a.C. si registra una di queste fluttuazioni naturali, no, del clima. Il clima cambia, le precipitazioni piovose diminuiscono in maniera drastica e i laghi di acqua dolce della Sapca e di Abu Fawares iniziano progressivamente, non sono naturalmente processi che avvengono in pochi anni, ma nel corso dei secoli cominciano progressivamente a prosciugarsi, diventando appunto, come si dice in arabo, delle secca, cioè delle depressioni salate prive di acqua con croste di sale che vedete appunto qui in superficie. Questo è l'aspetto che hanno oggi appunto questi laghi. Vi dovete immaginare un lago ricco d'acqua, ricco di fauna, di uccelli acquatici e di vegetazione, e questo è il risultato dopo questa flessione. La savana ricca di vegetazione che circondava i laghi di acqua dolce nel territorio di Palmira si inaridisce, la vegetazione scompare e diventa un deserto di pietre nel quale qui il mio collega Alberto Savioli vaga, non si capisce dove vada, ma vaga sconsolato, però una zona che, come vedete, riceve precipitazioni piovose, poche abbiamo visto, ma d'inverno fa anche freddo e può addirittura
nevicare. Noi lavoravamo fra novembre e dicembre, soprattutto a dicembre, tornavamo poco prima di Natale e appunto in un anno c'è stata appunto questa nevicata. Certo, vedere il deserto con la neve non è cosa da tutti i giorni. Quindi che cosa succede nel clima? E questo è tutto fondamentale per capire quello che vi racconterò fra poco. Succede che a partire grosso modo da 6000 a.C. la aridificazione, la flessione delle precipitazioni piovose determina la scomparsa progressiva di questi laghi d'acqua dolce di origine pleistocenica, Bufawares, la Sep al-Muagh, determina la nucleazione dell'oasi di Palmira, si forma appunto proprio l'oasi, alimentata da una sorgente di acqua che è tuttora attiva, e assieme alla nucleazione dell'oasi di Palmira si trasforma la savana circostante, che progressivamente si degrada in termini di vegetazione, di umidità, e diventa una steppa arida o addirittura iperarida, come quella che abbiamo visto oggi, prima nella foto precedente, quindi di fatto un deserto di pietra, un deserto di sassi. L'insediamento che prima si trovava nella savana viene progressivamente abbandonato, era un insediamento diffuso di piccole zone occupate, poi ve le farò vedere, che si ritrae naturalmente verso l'oasi, l'unico punto l'unica area dove si trova acqua a sufficienza e terreni agricoli da coltivare, dove sia possibile una vita sedentaria basata sull'agricoltura. E contemporaneamente cosa succede in quello che adesso è diventato il deserto della Palmirena? È vuoto, è disabitato come sono i deserti. Errore, i deserti non sono mai disabitati. I deserti sono sempre abitati, con una densità naturalmente non confrontabile con quella dei villaggi o delle città nelle valli fluviali, ma sono sempre luoghi di occupazione, di popolamento, di attività economiche. E anche in questo caso i modelli di insediamento di quella che era una savana precedentemente cambiano, si trasformano, perché è necessario adattare le strategie di sussistenza economica, il modo di vivere, il modo di produrre, è necessario adattarlo a questo clima, a questo ambiente che si è disertificato. E quindi nella steppa arida della Palmirena adesso compaiono, a partire dal 7000 a.C. circa, compaiono, si sente male? Un pochino, provi a alzare un po', va meglio adesso in fondo? Cioè, io ho proprio il microfono attaccato. Ah beh, per forza, è spento. Ma forse perché la batteria scarica, perché prima era acceso. C'è la luce rossa, infatti. No, si è spento. Ecco qua lei. Sì. Grazie, velocissimo. Una prova di resilienza straordinaria da parte dei musei. 30 secondi, già risolto il problema. Va bene così? No. A questa distanza va bene? Anche in fondo, nelle file più lontane? Benissimo. Quindi compare nella steppa arida circostante l'oasi di Palmira un'occupazione che è costituita da sostanzialmente due tipi di gruppi. Da un lato i pastori seminomadi, pastori transumanti, che con le loro greggi di caprovini, pecore e capre si muovono quotidianamente per garantire alle greggi pascoli ottimali durante l'intero arco dell'anno, e dall'altra parte una tipologia di comunità umana molto di nicchia, molto poco numerose, ma di importanza straordinaria, come vedremo, cioè gruppi di cacciatori specializzati nella caccia in massa di animali. Invece nell'oasi abbiamo insediamento sedentario, villaggi, insediamenti sedentari di agricoltori
che appunto coltivano la terra, cereali, palmeti, naturalmente ortaggi, frutte, tutto quello che ci va dietro, sulla base di un'agricoltura irrigua naturalmente, perché la pioggia abbiamo visto non è sufficiente per coltivare, e l'acqua arriva appunto da queste sorgenti presenti nell'oasi. Si tratta quindi di un sistema fortemente integrato di comunità umane specializzate in attività produttive, economiche diverse, con organizzazione sociale anche diversa, che vivono, come vedremo, in simbiosi. Cosa ci dicono gli scavi archeologici? Bene, durante il nostro lavoro nell'oasi di Palmira abbiamo individuato, per esempio, questo sito piuttosto esteso, che è un sito, un villaggio, un antico villaggio del tardo neolitico a ceramico, adesso lasciamo perdere i tecnicismi, siamo attorno al 7000 a.C., che viene insediato appunto da una comunità di agricoltori che hanno già domesticato i cereali, hanno già domesticato i legumi, le pecore e le capre, e continua a essere insediato fino al terzo millennio a.C. Sotto alla cella del tempio del dio Bel, questo è il tempio monumentale del dio Bel di epoca romana, primi secoli avanti, primi secoli d.C., è stato fatto un sondaggio archeologico che ha portato alla luce un insediamento dell'età del bronzo, quindi del terzo e del secondo millennio a.C. Quindi abbiamo evidenze archeologiche molto chiare che ci mostrano come questa oasi sia stata abitata non soltanto in epoca romana, ellenistica romana e poi anche omayyade, quindi nel Medioevo islamico, tutte cose che già sapevamo, ma che c'era anche una Palmira prima di Palmira, che era insediata nel primo millennio a.C., nel secondo a.C., nel terzo millennio a.C., fin dal Neolitico, fin dall'inizio del settimo millennio a.C. Nella steppa circostante, invece, si muovono questi gruppi di seminomadi, pastori di caprovini. Questi sono dei fossili viventi, praticamente sono fotografie di un gruppo, di una tribù di beduini che oggi pascola esattamente come nel settimo millennio a.C. le pecore e le capre nella steppa appunto di Palmira, e nella stessa steppa si muovono anche comunità, gruppi di cacciatori specializzati. Quindi la steppa attorno all'oasi di Palmira diventa una sorta di polmone, no? Una sorta di spazio di interazione economica e sociale fra i gruppi pastorali che forniscono ai contadini sedentari dell'oasi la carne, le proteine animali, la carne dei caprovini, ma anche i prodotti della pastorizia, lana, latte, yogurt, formaggio, tutti i latticini naturalmente, ricevendo in cambio i prodotti dell'agricoltura, no? E anche queste comunità, questi piccoli gruppi di cacciatori, piccoli che poi vedremo non sono tanto piccoli, sono decine e decine di individui che si muovono nel territorio seguendo le migrazioni degli animali selvatici che vengono cacciati, e anche qui quindi procacciamento di proteine animali che vengono scambiate sia con i gruppi di pastori di caprovini, sia con i gruppi le comunità di villaggio sedentarie dell'oasi, in cambio appunto di altri prodotti. Quindi uno spazio di interazione economica prima di tutto, in cui queste comunità vivono in simbiosi, ma uno spazio anche di interazione evidentemente sociale e culturale, che noi archeologi riusciamo a toccare, archeologicamente parlando, soltanto in parte. Bene, come abbiamo potuto ricostruire questo quadro? Attraverso appunto la ricognizione archeologica di superficie nel territorio attorno a Palmira. Questa è l'oasi appunto di Palmira, e tutti questi puntini che vedete sono villaggi megalitici, cioè con abitazioni di pietra messe in opera a secco, che datano all'età del bronzo, all'età del ferro, fra il terzo e il primo millennio a.C., e invece nel caso dei puntini gialli si tratta di necropoli fatte appunto di tumuli funerari che in molti casi non sono associati a insediamenti, e sono quindi molto probabilmente i luoghi di sepoltura di queste comunità mobili di cui vi parlavo prima, che vivevano nel territorio.
i pastori di caprovini o forse anche appunto i cacciatori specializzati. Come sono queste abitazioni? Ecco, vedete, insomma, resti molto, molto poveri, che però abbiamo potuto datare sulla base della ceramica di superficie associata al terzo millennio, alla fine del terzo millennio. Qui vedete un tumulo, un'altra di queste abitazioni di un piccolo villaggetto, poche case, sempre del terzo millennio a.C., qui un tumulo molto mal conservato, non associato a insediamento del terzo millennio a.C., qui un tumulo saccheggiato a doppia camera funeraria, vedete qui ce n'è una, qui se ne trova un'altra, anche questo associato a materiali di superficie della fine del terzo millennio, e qui vedete poi anche che aspetto ha il paesaggio circostante, veramente brullo e desertico a perdita d'occhio. Ecco, noi abbiamo scavato con i colleghi, il professor Marco Iamoni, che è qui, e il dottor Savioli, che è quello che vagava nella steppa prima nella diapositiva, che è qui da qualche parte, abbiamo scavato una di queste necropoli, la necropoli di Rujm el Majdur, che è un nome molto divertente in arabo, perché Rujm indica una dorsale collinare e il Majdur indica invece il morbillo, cioè le macchie del morbillo. I giovani adesso non sanno più cosa sia il morbillo perché loro sono vaccinati, ma insomma gran parte di noi il morbillo l'ha avuto e magari se lo ricorda. Bene, perché questa dorsale collinare, questa piccola cresta montuosa, era punteggiata da tutti questi tumuli che sembrano appunto le macchie del morbillo, da qui il nome che i beduini hanno affibbiato a questa necropoli, la necropoli del morbillo, che è costituita da tumuli, come vedete, alcuni dei quali noi abbiamo scavato. Questo è uno scavo che ha fatto il professor Iamoni, abbiamo scavato vari di questi tumuli e li abbiamo anche datati sulla base della datazione C14 delle ossa, e abbiamo potuto stabilire che questi tumuli furono costruiti attorno al 6000 avanti Cristo, quindi hanno un'epoca che ci ha sorpreso, molto più antica di quanto pensassimo. Noi pensavamo di trovarci di fronte a una necropoli del terzo millennio avanti Cristo, invece aveva 3000 anni di più. E vabbè, tanto meglio, ancora più interessante naturalmente. Bene, questa necropoli, vi dicevo, non è associata a un insediamento stabile, quindi è molto verosimilmente una necropoli dove veniva sepolto quel segmento mobile della popolazione che viveva nella steppa circostante l'oasi di Palmira, quindi o pastori di caprovini transumanti oppure cacciatori specializzati. E veniamo appunto ai cacciatori specializzati, che sono un po' il piatto forte di questa chiacchierata di oggi, che utilizzavano appunto delle trappole straordinarie, poi vedremo perché trappole, che sono stati chiamati desert kite in inglese, che significa aquiloni del deserto. Qui ne vedete alcuni da foto aeree. Ma cominciamo prima di tutto a vedere qual è la distribuzione di questi straordinari monumenti. Sono edifici veramente monumentali, la cui costruzione richiede la cooperazione di gruppi umani molto consistenti, che decidono di investire una quantità notevole di lavoro, ma anche di tecnologia, e poi capirete, di conoscenza, di know-how soprattutto, poi capirete di che cosa, nella costruzione di queste catene. A volte sono proprio vere e proprie catene di aquiloni del deserto. Ogni punto blu indica questi aquiloni del deserto, vedete la loro distribuzione, va dallo Yemen addirittura più a sud, l'Arabia Saudita, il deserto del Negev, il deserto nero della Giordania, della Siria del sud. Questi sono gli aquiloni del deserto, ne abbiamo trovati circa 300 nel deserto della Palmirena, trovati da noi, questi altri venuti da altri colleghi, da altri progetti, che continuano fino alla Siria nord-orientale e in parte all'Iraq nord-occidentale, e poi se ne trovano altri nell'attuale Armenia fino appunto al Turkmenistan, quindi all'Asia centrale. No? Quindi hanno una distribuzione, come vedete, vastissima. Perché aquiloni del deserto? Intanto aquiloni del deserto perché appunto visti dall'alto, perché dall'alto che sono stati scoperti, perché quando si atterra si rischia di non vederli, perché insomma sono conservati magari per un solo livello, un solo corso di pietre, quindi a volte sono quasi invisibili, dall'aereo si vedono molto bene. E qui entra in campo uno dei grandi pionieri, devo dire, dell'archeologia aerea, della fotointerpretazione nel vicino Oriente. Era un sacerdote gesuita
o domenicano, gesuita, francese, che si chiamava Antoine Poidbar, che vive fra il 1878, muore nel 55 del secolo scorso, che era un pilota e che aveva cominciato a sorvolare il deserto della Siria fra Damasco, Palmira e la Valle dell'Eufrate alla ricerca di che cosa? Alla ricerca del limes romano. Queste sono foto originali fatte appunto da Poidbar fra il 25 e il 42, questi scatti in particolare attorno a Palmira sono degli anni 30, qui vedete il grande tempio di Belle con il recinto, il paesaggio attorno a Palmira, e qui uno di questi forti, romani, si chiama Han Halabat, non lontano appunto da Palmira, che erano l'oggetto delle ricerche aeree di Poidbar. Lui voleva ricostruire e ha ricostruito appunto tutto il limes con questi forti romani, anche molto ben conservati, devo dire di grande fascino, nel deserto, ubicati a intervalli abbastanza regolari di distanza l'uno dall'altro, e naturalmente fotografando dall'alto questi forti ha fotografato anche i primi aquiloni del deserto. Questa è una sua foto non lontano da Damasco, il sito di Dumair nel deserto fra Damasco e Palmira, una foto del 1930, e qui vedete uno di questi aquiloni del deserto che poi sono stati fotografati anche in anni molto più recenti da altri fotografi. Questo è un aquilone del deserto particolarmente complesso nel cosiddetto deserto nero, che è un deserto di pietra basaltica nella Giordania settentrionale, nel sito di Mafra, che molti di questi ne abbiamo rinvenuti anche noi. Come sono fatti questi aquiloni del deserto? Sono sostanzialmente fatti come vedete in questo schizzo. Ci sono dei bracci, ma li vediamo anche meglio qui nelle fotografie, fatti di pietre messe in opera a secco per un'altezza molto limitata, ma è superiore a mezzo metro, come delle grandi antenne che descrivono una V che si aprono ad imbuto allargandosi nel territorio. Nel punto in cui le due antenne quasi convergono, vedete, c'è una stretta imboccatura che immette in un grande spazio recintato, che può essere di forma diversa, come vedremo qui è circolare, qui invece è molto più complesso, e lungo il perimetro esterno di questa grande camera, diciamo circolare, si trovano, vedete, tutte queste cellette costruite sempre in pietra a secco, un po' più alte, conservate anche per 1 metro, a volte 1,5 metri, che circondano appunto la camera centrale. Molto spesso, anzi quasi sempre, gli aquiloni del deserto sono posti, come dire, sullo spartiacque, Le antenne a V scavallano lo spartiacque sul versante opposto, mentre invece la camera, che sia circolare o poligonale come in questo caso, è nascosta dal versante, dallo spartiacque, si trova appunto sull'altro versante. Bene, da quando Poidbar e gli altri piloti soprattutto inglesi, che negli anni 30 coprivano la rotta postale aerea dal Cairo a Baghdad, erano piloti inglesi della RAF, hanno cominciato a sorvolare i deserti appunto della Giordania, della Siria e dell'Iraq, individuando questi desert kite, ci si è cominciati a interrogare sulla funzione di queste strutture monumentali, e sono state formulate sostanzialmente 2 diverse ipotesi. Che si tratti di trappole per la caccia di massa di animali selvatici, o, secondo altri studiosi, che si tratti invece di recinzioni per raccogliere le greggi di caprovini, pecore e capre che vivevano allo stato semibrado nel territorio. Si tratta evidentemente di 2 interpretazioni funzionali molto diverse: da un lato pastorizia, dall'altro lato invece caccia specializzata di animali selvatici. Qual è l'ipotesi giusta? Adesso lo vedremo, però vedrete l'evidenza archeologica non è che sia chiarissima, anche perché ad altre latitudini, vicino a casa nostra, per esempio, sono noti ed erano utilizzati fino agli anni 20, 30, 40 del secolo scorso queste strutture
che in croato si chiamano mrgari, presso la località di Baška, nell'isola di Velia, no? Che tutti voi ben conoscete, che vedete hanno sostanzialmente la stessa struttura, no? Una camera circolare con camerelle laterali e questi bracci, questi muretti a secco, no, che si protendono, si distendono nel territorio, e questi mrgari erano dei recinti per la raccolta appunto dei caprovini che durante l'anno pascolavano allo stato semibrado nell'isola di Velia. Quindi qui abbiamo, no, dei desert kite, potremmo dire, chiaramente associati alla pastorizia. Bene, che indicazioni abbiamo dal deserto della Palmirena, dai deserti della Giordania e del vicino Oriente? Abbiamo indicazioni un po' ambigue. Un esempio è costituito da questo graffito. Questi sono graffiti rupestri incisi appunto su pietre che rappresentano chiaramente, no, lo vedete, questo è chiaramente un desert kite, no, con le due antenne, i due bracci a V, il recinto e le camerette lungo il muro perimetrale. Qui ci sono degli individui che si sbracciano, che fanno entrare, vedete, all'interno di questa recinzione degli animali quadrupedi, non sappiamo cosa siano, non sembrano avere delle corna molto pronunciate, sembrano piuttosto delle pecore e delle capre. All'esterno invece, in quest'altro graffito, che però non sappiamo se sia contemporaneo e contestuale, si vede invece una scena di caccia, quella che sembra una scena di caccia. Vedete, qui sembra esserci un arciere che scocca delle frecce contro appunto degli animali quadrupedi anche loro, ma con delle corna molto più pronunciate, che potrebbero essere gazzelle. C'è qui una iscrizione, come vedete, un'iscrizione in lingua safaitica, tardo-safaitica, è la lingua, diciamo, delle popolazioni che abitano i deserti della Giordania, dell'Arabia del Nord, negli ultimi secoli a.C., primi secoli d.C. Questa iscrizione cosa dice? No? No, siamo in grado di leggere, gli studiosi, non io, i filologi. Da Maniat, Maniat è un nome proprio, ed egli costruì per Hani e disegnò un'immagine del recinto e degli animali che pascolavano. Quindi questa è inequivocabilmente un'evidenza di un desert kite utilizzato come recinzione per i caprovini. Abbiamo molti altri di questi graffiti. Questi vengono non dalla Giordania ma dalla Siria nord-orientale, quindi molto lontano, una regione sempre di deserto basaltico, della formazione della Hemma, al confine, diciamo, con l'Iraq. E qui vediamo invece un desert kite, la vedete la recinzione con le cellette, all'interno però non ci sono più gli animali senza corna che vediamo qui, ma ci sono degli animali con delle belle corna che potrebbero essere delle gazzelle. Come data questo graffito non abbiamo la più pallida idea. In qualche momento fra il V e il primo millennio a.C. non si può dire nulla di più preciso. Questo graffito invece è un po' più semplice da datare. Anche qui un desert kite con le antenne, vedete, no? Le cellette, le recinzioni, dentro degli animali che sembrano appunto dei capridi selvatici, delle gazzelle con grandi corna, e al di fuori l'elemento datante, un dromedario, che ci consente di datare questo graffito a non prima del primo millennio a.C. Perché? Perché il dromedario, come del resto anche il cammello a due gobbe, deserto dei Gobi, eccetera, il dromedario invece una gobba solo, tipico del vicino Oriente, è un animale che viene domesticato e utilizzato come nave del deserto, come si dice, soltanto a partire dalla fine del secondo, inizio del primo millennio a.C. Quindi questo particolare del dromedario ci consente di datare questo graffito di questo desert kite al primo millennio. Perché insisto su queste cose? Insisto su queste cose per farvi capire come questi desert kite abbiano una vita lunghissima, di millenni. Continuano a costruirli, continuano a utilizzarli, e adesso vedremo per quale scopo, secondo me. Fate un confronto fra il desert kite del vicino Oriente antico, della steppa della Palmirena, eccetera, con questa trappola invece finlandese, attenzione, no? Tutt'altro periodo, contemporanea, tutt'altra regione, tutt'altro ambiente. È una trappola che dal punto di vista strutturale, non dei materiali di costruzione, ma dal punto di vista strutturale è costruita esattamente come un desert kite. I bracci a V che si rastrenano, che quasi si chiudono, permettono di fare confluire le renne all'interno appunto di questa recinzione, dove le renne poi vengono abbattute. Una trappola per la caccia di massa
alla renna. In Finlandia, ripeto, se ci pensate, anche le nostre tonnare siciliane, per esempio, non erano costruite, adesso sono cadute in disuso, per fortuna, diciamo, ma non è che i tonni si continuino, non si ammazzino più, forse vengono ammazzati in maniera un po' meno cruenta, ma insomma la struttura delle tonnare era sempre quella, no? Dei bracci che si distinguevano nel mare, nei quali le imbarcazioni cercavano di fare confluire i tonni all'interno di quella che veniva chiamata la camera della morte, dove i pescatori con degli arpioni stavano su delle barche e arpionavano e uccidevano i tonni. Quindi insomma c'è veramente il sospetto molto fondato che queste desert kite, questi aquiloni del deserto, fossero non tanto recinzioni per raccogliere animali caprovini che pascolavano allo stato brado o semibrado, ma trappole per la caccia. La prova provata di tutto quello che era finora una sola ipotesi è arrivata abbastanza recentemente, una quindicina di anni fa, da uno scavo condotto da degli archeologi americani nella Siria nord-orientale. Qui c'è il confine fra Iraq, qui a destra Iraq e qui è Siria nord-orientale, in un piccolo sito archeologico che si chiama Tel Quran, dove abbiamo trovato per la prima volta, non noi, abbiamo trovato noi come archeologi, questi colleghi americani, un sito che documenta l'associazione della gazzella, di ossa di gazzella, ai desert kite, agli aquiloni del deserto. È un sito di piccolissime dimensioni, 0,25 ettari, no? Un ettaro sono 100 metri quadri, quindi un sito francobollo, piccolissimo. In questo sito è stato trovato un deposito molto spesso di ossa di gazzelle con tracce di macellazione, quindi siamo sicuri che si tratti di gazzelle uccise dall'uomo, macellate per ottenere carne, datate al C14 alla fine del IV millennio a.C., 3300-3200 a.C. circa. Numero minimo di individui, almeno 93 gazzelle uccise, quindi un branco o buona parte di un branco di gazzelle. La composizione delle ossa rinvenute è molto interessante perché le ossa che sono state rinvenute sono quasi esclusivamente falangi posteriori, quindi le zampe posteriori delle gazzelle, cioè una parte del corpo della gazzella, come vedete qui, che è poco carnosa, è questa parte qui, no? Delle falangi posteriori, quindi non c'è carne, quindi è la parte che viene scartata subito proprio perché è priva di carne. Bene, le caratteristiche di questo deposito di ossa, adesso non entro nel dettaglio, ci dicono che qui ci troviamo di fronte alla fase iniziale della prima macellazione di un gruppo molto consistente di animali che venivano, dopo essere stati abbattuti, venivano scuoiati e solo parzialmente smembrati. Le parti non carnose, le falangi posteriori, venivano scartate, buttate in questo deposito che gli archeologi hanno trovato, le parti più carnose invece venivano portate via e consumate altrove dove non lo sappiamo. È interessante che i segni di macellazione che si trovano sulle falangi posteriori delle gazzelle sono molto profondi, molto incisi. Questo cosa ci dice? Ci dice che gli animali sono stati macellati dopo il sopraggiungere del rigor mortis, quindi non sono stati macellati subito dopo la caccia, appena abbattuti, ma almeno 6-8 ore dopo, quando il rigor mortis sopraggiunge. Voi sapete che questa rigidità delle membra che caratterizza un qualsiasi tipo di cadavere arriva ben dopo la morte, dura per un certo numero di ore, non più di 24 ore, dopodiché il cadavere ritorna, diciamo, normale, non c'è più il rigor mortis. Quindi il fatto che queste gazzelle siano state macellate dopo alcune ore ci dice che cosa? Ci dice che probabilmente gli animali non sono stati abbattuti nel sito di Tel Quran, ma sono stati abbattuti nella regione circostante, non molto lontano, ma anche a qualche ora di marcia dal sito. E come sono stati abbattuti? Adesso lo vedremo fra un istante. Prima soltanto due aspetti tecnici, scusatemi, ma sono interessanti.
per spiegarvi come era fatto questo branco di gazzelle. È un branco in cui i giovani e i giovani adulti sono dominanti sui vecchi adulti, i maschi e le femmine si equivalgono e quindi tutto questo ci dice che cosa? Ci dice che il deposito di ossa di Tel Quran risulta, tanto per cominciare, da un singolo episodio di caccia di massa che porta all'abbattimento di almeno 100 individui documentati nel sito di Tel Quran, poi magari erano anche di più, ed è un episodio di caccia di massa che avviene durante la migrazione estiva. Perché? Come facciamo a saperlo? Lo sappiamo perché nella tarda estate le gazzelle, lo sappiamo sulla base di osservazioni etologiche naturalmente, le gazzelle si spostavano dalla valle dell'Eufrate, dove le femmine avevano partorito in inverno, quindi i cuccioli, diciamo i gazzellini erano giovani, ma non più diciamo cuccioli, erano già giovani che avevano qualche mese alle spalle, e quindi è il momento in cui anche questi branchi erano più ricchi naturalmente di individui, e la parità, anzi la dominanza dei giovani e dei giovani adulti indica proprio che il momento dell'abbattimento è proprio questo, durante la migrazione estiva. Ed era evidentemente una caccia che mirava all'abbattimento di un intero branco di animali e non a un'uccisione mirata di animali più deboli, di animali più vecchi, di animali in eccesso, no, è proprio un'uccisione appunto di massa. Come sono state uccise queste gazzelle di Tel Quran? Non è che lo sappiamo con certezza, però certo tutti questi puntini rossi, quasi 50, anzi più di 50, che si trovano nei dintorni di Tel Quran, come vedete a pochi chilometri di distanza, alcuni insomma a varie ore di marcia, sono desert kite, che sono appunto associati in qualche modo al sito di Quran. Quindi l'ipotesi, molto verosimile e plausibile, è che Tel Quran sia stato semplicemente un sito di macellazione preliminare delle branche di gazzelle che venivano cacciati con i desert kite che si trovano quindi nel territorio circostante. Come avveniva questa caccia? Bene, noi sulla base appunto dell'etologia delle gazzelle sappiamo che le gazzelle, tanto per cominciare, sono animali selvatici migranti e che compiono tuttora 2 migrazioni. Adesso sono estinte le gazzelle, attenzione, quando si sono estinte le gazzelle nel deserto di Palmira, nei deserti del vicino Oriente? Molto recentemente, negli anni 30 del secolo scorso, quando si è diffusa la caccia di massa con armi da fuoco. Cosa ci dice questo? Ci dice che la caccia durata millenni, lo vedremo fra un istante, di massa lo stesso, i grandi branchi di gazzelle con il desert kite era una caccia sostenibile che non impattava sulla conservazione della specie. Quello che impatta invece sulla conservazione della specie è l'introduzione delle armi da fuoco, e negli anni 30 le gazzelle scompaiono. Il governo siriano prima della guerra stava cercando di ripopolare il deserto di Palmira con gazzelle, questa specie di gazzella, la gazzella subbuttulosa, perché vedete che qui sotto c'è un gozzo, no? un po' sporgente, ed è la gazzella tipica di questo territorio. Bene, per farla breve, i branchi di gazzelle compivano 2 migrazioni, no? lungo questi assi, perché nella stagione secca, in tarda estate, migravano dai pascoli molto verdi e molto ricchi della valle dell'Eufrate, dove i branchi si erano recati d'inverno. Perché in inverno le femmine erano gravide, partorivano quindi le gazzelle, i cuccioli di gazzella nella valle dell'Eufrate, dove trovavano pascoli molto rigogliosi con molta erba verde necessari per la produzione del latte e quindi per allattare i cuccioli. Nella tarda estate si spostavano lungo queste 2 direttrici verso il deserto nero della Giordania settentrionale e poi nella stagione umida, no, tardo autunno e inverno, quando le femmine erano di nuovo gravide, si spostavano di nuovo verso i pascoli dell'Eufrate con una migrazione da sud verso nord. È possibile che venissero cacciati anche altri animali. Quali sono gli animali della steppa che popolavano la steppa allora? Gli onagri, asini selvatici, ma forse anche gli struzzi. Di tutto questo però non abbiamo evidenza. Bene, questi sono gli aquiloni del deserto che abbiamo trovato noi nel territorio di Palmira. Vedete, una delle rotte migratorie passa proprio attraverso
l'oasi è il territorio della Palmirena, le montagne appunto di Palmira qui. E vedete che proprio a cavallo di queste dorsali collinari abbiamo trovato quasi 300 di questi aquiloni del deserto, alcuni dei quali costituiscono delle vere e proprie catene, no? Dei veri e propri sistemi per intercettare le gazzelle che si muovono, in questo caso vedete, da sud per andare verso nord durante la migrazione invernale per raggiungere i pascoli. Qui vedete, no? I pascoli della Valle dell'Eufrate. Vedete come tutti gli aquiloni del deserto si trovano a cavallo di spartiacque. La camera dove vengono abbattuti gli animali era nascosta rispetto ai bracci, queste antenne a V, no? Che conducevano gli animali nella recinzione dove sarebbero stati abbattuti. Ci sono vari tipi di desert kite, quelli preponderanti nella Palmirena sono i kite a freccia e a pianta circolare, questo lo vedete uno dei grandi kite a freccia a cavallo di una sella montuosa, nella zona appunto di Palmira, cioè le antenne continuano dall'altra parte, quindi gli animali che venivano probabilmente convogliati all'interno di queste antenne da gruppi di battitori, quindi è una caccia fortemente specializzata che implica la collaborazione di un numero consistente di individui che prima di tutto devono costruire queste trappole, che insomma richiede un investimento di lavoro notevole. B, devono conoscere l'etologia delle gazzelle, devono sapere esattamente dove passano le rotte migratorie delle gazzelle e capire che si tratta di animali migratori che in due momenti passano proprio da lì e non da quell'altro posto. E poi costruiscono appunto, organizzano una caccia molto complessa con battitori che probabilmente con l'ausilio di cani, vi ricordate, no? Nel graffito di Hani sono rappresentati anche dei cani che spingono appunto le gazzelle e anche le pecore e le capre, quindi animali da lavoro, quindi battitori e dei cacciatori che invece probabilmente aspettavano le prede nel recinto chiusi appunto in queste cellette che vediamo, qui un desert kite di tipo circolare, un desert kite ad ascia, un desert kite di forma trapezoidale, uno circolare, un altro, insomma, per dirvi che ci sono appunto forme specializzate. E questa è una delle cellette all'interno di un recinto dove probabilmente i cacciatori si nascondevano. Questa carta, che sembra molto complessa, in realtà mostra che cosa? Una cosa interessante, che la maggior parte di questi aquiloni del deserto ha quasi il 70% è orientata, si apre con i bracci o verso sud o verso est. Quindi la maggior parte degli aquiloni del deserto era costruita per intercettare le migrazioni delle gazzelle che in autunno si spostavano da sud verso nord per raggiungere i pascoli dell'Eufrate quando le gazzelle erano gravide, quindi probabilmente anche più lente nel movimento ed era più facile cacciarle. Gli aquiloni neri invece, con i bracci che vedete si aprono verso nord, sono molto meno numerosi, poco più del 30%, ma probabilmente per il loro orientamento servivano per intercettare i branchi di gazzelle che nella stagione secca, nella tarda estate, si muovevano con i cuccioli che erano già diventati grandi, quindi quando i branchi erano più popolosi, più grandi, per intercettare appunto queste gazzelle e abbattere un numero ancora più elevato di capi e di gazzelle. E sono quelli le cui ossa troviamo poi anche nel sito di Tel Quran, quando appunto i branchi erano più numerosi. Che impatto ha avuto questo tipo di caccia specializzata, altamente complessa, che richiede un investimento, una capacità di coordinamento da parte di questi gruppi di cacciatori preistorici notevoli? Beh, ecco, ve lo mostrano un po' questi due grafici che vi spiego molto rapidamente. Questi sono i tipi di ossa di animali selvatici rinvenuti, selvatici e anche domestici, il blu sono i caprovini, rinvenuti nei siti archeologici della valle del Khabur, insomma in Siria orientale, nel nord della valle e nel sud della valle. Guardate come ancora fino al quarto millennio, dunque la gazzella in rosso, sì, fino al quarto millennio l'animale selvatico più cacciato sia la gazzella, e guardate appunto in che quantità, fino al 90% delle ossa rinvenute nei diversi siti.
E guardate come a partire, vedete, dalla fine del quarto, inizio del terzo millennio, il rosso diminuisca. Cioè gli animali cacciati, le gazzelle cacciate diminuiscono fortissimo, ma diminuiscono anche gli altri animali selvatici, come per esempio gli asini selvatici, no? Il giallo, qui sono ancora molto abbondanti, nel quinto, nel quarto millennio, poi nel terzo millennio, vedete, si riduce moltissimo e questo ci pone di fronte a un problema. Come mai diminuiscono gli animali selvatici? È un cambiamento nella strategia economica di sussistenza delle comunità che vivevano nella regione o è una conseguenza della caccia di massa che comincia a farsi sentire, che non è veramente sostenibile e comincia quindi a far diminuire in maniera consistente la risorsa gazzella? Ecco, questa è una domanda alla quale non possiamo naturalmente ancora rispondere. E concludiamo un po' questo viaggio attraverso le trappole e le comunità appunto mobili del deserto della Palmirena, chiedendoci chi erano appunto questi cacciatori stagionali, come abbiamo visto, no? Che seguivano le migrazioni delle gazzelle. Qui ci sono varie ipotesi che possiamo fare. Erano i pastori seminomadi che transumavano appunto nella steppa attorno a Palmira, che sono documentati attraverso questi cimiteri, queste necropoli isolate, non associate a insediamenti, quindi necropoli di un segmento mobile del popolamento. È una possibilità naturalmente. Erano gli agricoltori che coltivavano i cereali, i datteri, eccetera, nell'oasi di Palmira e nelle altre oasi del deserto della Siria. Anche questo è possibile. O erano piuttosto dei gruppi di cacciatori nomadi sempre in movimento, specializzati? Vabbè, la risposta definitiva naturalmente non c'è, ma io penso che la risposta corretta sia l'ultima, la terza. Perché? Perché tutte queste comunità che vivevano nel deserto di Palmira sono comunità che praticano strategie di sussistenza altamente specializzate, che richiedono un'attenzione e un lavoro costante. I pastori di caprovini, di pecore e capre sono occupati tutto il giorno dal pascolo delle greggi, dalla mungitura delle capre, delle pecore, dalla trasformazione del latte in prodotti finiti, il taglio della lana, la filatura della lana, cioè è un'attività veramente a tempo pieno. Come un'attività a tempo pieno è anche quella degli agricoltori dell'oasi, ma certo l'oasi è molto lontana anche appunto dalla steppa circostante dove passano le gazzelle. È difficile pensare che fossero gruppi di agricoltori, è molto più probabile che si trattasse appunto di gruppi di cacciatori. Bene, la cosa interessante è che quello che vedete qui è un fossile vivente. È un signore molto simpatico che fu fotografato nel 1905 da una delle grandi pioniere, una donna straordinaria in inglese che si chiamava Gertrude Bell, che era la figlia di un industriale delle ferrovie, dell'acciaio, che aveva costruito le ferrovie inglesi, donna molto ricca, che veniva da una famiglia molto ricca, una delle prime donne che si laurea all'Università di Oxford, impara l'arabo, lo parla fluentemente e nel 1905 fa appunto un viaggio da sola, una donna con il suo gruppo appunto di guide locali che attraversa i deserti della Siria, i deserti dell'Arabia, il deserto dell'Iraq, impara l'arabo perfettamente, tanto e impara a conoscere il mondo dei nomadi, dei grandi nomadi, delle tribù cammelliere dell'Arabia Saudita, della Siria e anche i pastori seminomadi appunto del deserto della Palmirena. Conosce quindi gli usi e costumi, conosce i gruppi tribali, intrattiene rapporti diretti con gli sceicchi di questi gruppi tribali, tant'è che il servizio dell'intelligence inglese che ha il mandato sulla Siria dopo la prima guerra mondiale, il collasso dell'impero ottomano, la arruola nell'intelligence appunto inglese e lei vive appunto in Iraq, fonda il servizio dell'antichità iracheno. Nel 1923 fonderà il museo archeologico di Baghdad, il museo archeologico dell'Iraq. E quindi una donna straordinaria. Nel 1905 fa questo viaggio che la porta appunto nel deserto di Palmira, dove fotografa
questo signore sorridente che è uno degli ultimissimi rappresentanti di una tribù fantasma oggi estinta, dei veri e propri fossili viventi, perché questa tribù dei Soluba, ce lo dice Gertrude Bell, lo sappiamo, era una tribù di cacciatori specializzati di gazzelle che cacciavano le gazzelle nel deserto della Palmirena costruendo delle trappole che sono dei kite, che hanno quindi una vita lunghissima, dal VII millennio a.C. fino all'inizio del Novecento, all'inizio del secolo scorso, quindi un'architettura che dura nel tempo perché è funzionale, specializzata, funziona benissimo e che ha un'origine antichissima. Noi abbiamo potuto dimostrare che questi kite nella Palmirena, alcuni, sono stati costruiti prima del 6000 a.C., perché quelle tombe, quelle tumuli di quella necropoli del Morbillo che vi ho fatto vedere, ecco lì c'è un tumulo che copre, che è costruito sopra al braccio, l'antenna di un desert kite, che quindi è il più antico. Siccome le datazioni C14 di quella necropoli la datano al 6000 a.C., il desert kite è anteriore del VII millennio a.C. Quindi hanno una vita di almeno 9000 anni. Bene, nel deserto della Palmirena nel 1905 c'era questa tribù dei Soluba che cacciavano, erano cacciatori specializzati di gazzelle, la tunica che lui indossa è una tunica non di stoffa, ma di pelle di gazzella, di pelle di gazzella. Bene, loro cacciavano le gazzelle con i desert kite, abbattevano enormi masse di gazzelle e cosa ci facevano? Cosa ci facevano i cacciatori preistorici? Quando i cacciatori di Tel Quran abbattevano 100 gazzelle, cosa se ne facevano le 100 gazzelle nel clima caldo, no? Cacciate in estate a 45 gradi, cioè nel giro di 12 ore già cominciano a marcire. Vabbè, loro avevano degli enzimi magari anche che reggevano, noi andremo subito al creatore, loro un po' meno, però insomma 24 ore, 48 ore non erano più mangiabili, le dovevano conservare e il Soluba ci dà la probabile risposta. Cosa facevano i Soluba? Due tipi di attività economiche di sussistenza, la caccia di massa alle gazzelle e la raccolta del sale nella sacca, nella depressione salata, nell'ex lago pleistocenico, di ex laghi pleistocenici di Palmira e tuttora, questo è il lago salato della Sepkat el-Muar, il lago salato più grande dell'oasi di Palmira e tuttora nelle saline di Palmira, questa è una foto del 2020, di 2 anni fa, vengono ricavate all'anno 70.000 tonnellate di sale, come vi dimostrano queste fotografie. Quindi probabilmente i nostri cacciatori preistorici dell'età del bronzo, del ferro, dell'epoca romana, i palmireni commercianti, i grandi commercianti, padroni delle carovaniere palmireni del vicino Oriente che commerciavano col Golfo Persico, con la Cina, mangiavano la carne di gazzella fornita appunto da questi gruppi di cacciatori raccoglitori che vivevano nella steppe. E qui soltanto alcune foto per concludere, per ricordarvi il triste destino che ha colpito Palmira dopo appunto l'avvento dell'ISIS nel 2014. Voi sapete che i gruppi dell'ISIS si sono insediati a Palmira e hanno devastato il sito archeologico. Questo è il Tempio di Bella, ve l'ho già fatto vedere prima come era appunto prima della distruzione dell'ISIS, e vedete la cella qui è stata rasa al suolo ed è stato anche distrutto un altro tempio, il tempio di Baal Shamim, il dio Baal, signore del cielo, non lontano appunto dal grande tempio di Baal. È stato distrutto l'arco di trionfo, distrutto parte del teatro ed è stato assassinato l'ex direttore del museo di Palmira, lo ricorderete tutti, Khaled el-Assad, la cui unica colpa era quella di essere stato un funzionario dello Stato siriano che aveva gestito, protetto le antichità di Palmira, era già in pensione, aveva più di 80 anni, fu decapitato e appeso a un palo della luce in una strada di Palmira. La sua unica colpa era quella di avere protetto il sito di Palmira, di averlo promosso, e era stato lui che negli anni 70 aveva anche promosso l'inserimento di Palmira nella World Heritage List dell'UNESCO. E qui vedete sotto una delle esecuzioni, i processi a dei soldati siriani dell'esercito di Assad catturati che vengono poi
giustiziati non è evidentemente la parola giusta, vengono assassinati appunto dall'ISIS. Il museo di Palmira, il famoso leone, vedete la gazzella, no? Scolpita qui alla base di questo leone, quasi protetto appunto dal leone, simbolo di una dea. Dopo la distruzione dell'ISIS, il museo archeologico di Palmira devastato dall'ISIS, e qui la triste situazione attuale di Palmira, degli sminatori russi, in questo caso altre truppe di occupazione, sminatori russi che stanno sminando l'area archeologica di Palmira, e come segno di speranza la ricostruzione dell'arco trionfale di Palmira distrutto dall'ISIS qui a Trafalgar Square a Londra, in attesa che Palmira rinasca e risorga veramente. Grazie per la vostra attenzione.